C'è proprio in questo angolo, Inserito un bravo liquidatore che si sta comportando bene, si diceva stamani avete firmato questo contratto, insomma, senz'altro vi fa onore, perché se l'azienda chiude poi purtroppo di casi io ne ho visti anche più di uno, se rompi il rapporto con i committenti, insomma, con chi compra, con i clienti è finita, e quindi mandare avanti l'azienda penso che sia fondamentale. Noi possiamo, ora parlerò con il liquidatore, possiamo mettere in campo 2 o 3 cose che abbiamo, 2 bandi che già ci sono come regione sui fondi comunitari, che prevedono fino a 350.000 euro di contributi se si fanno certi interventi su aziende di questo tipo. Quindi c'è questo pacchetto di 350.000 euro. Un altro può essere ancora di 900.000 euro, e anche questo si può sbloccare entro ottobre, che sono più o meno i tempi con i quali anche voi arrivereste. E un'altra ancora, c'è un bando nazionale per quanto riguarda le filiere corte, che però fa il governo, e questo bando dobbiamo riuscire a presentare come regione, d'intesa con un'altra regione, un progetto perché possa passare. Questo bando qui è anche un po' più sostanzioso, insomma, ecco. Per cui l'imprenditore che dovesse presentarsi, 2 aste sono andate deserte, però sappiamo che qualcuno dietro ci sta, potrebbe trovare, bisogna fargli trovare questo pacchetto di agevolazioni per invogliarla a prendere l'azienda. Però scusi, sono i tempi anche perché per noi scadono, cioè il prossimo bando ci sarà non prima di metà ottobre, e quindi io ora cosa vuol fare le il domande liquidatore non non lo so. le può presentare solo un imprenditore. No, ora vediamo se su questo si trova il modo invece di preparare un pacchetto che riesca Perché ad altrimenti ottenere. dovrebbe presentarle il liquidatore. Io ho parlato con l'ufficio nostro, dice che queste 3 possibilità esistono, poi ora sentiamo chi le deve presentare, se vanno messe nel bando nuovo che verrà a fare nella base d'asta. Queste sono materie che è bene che veda il liquidatore nella sua autonomia, io ci vado a parlare e poi valuterà lui, cioè, anche lui ha le sue regole. Noi comunque queste 3 cose posso dire che siamo in condizione di poterle mettere a disposizione, concretamente. Poi parlare con qualcuno che avesse voglia di entrare, però stringi, alla fine sono queste 3 cose. Una è il bando, salute, lei ovviamente sono entrato e ci siamo fermati esattamente. qua. Allora quello che avrei detto a lei l'ho anche detto a loro, noi 3 cose insomma si possono mettere in campo come regione. Una è un bando che è già in corso, che prevede un contributo, bisogna fare la domanda, non è che sono piogge di solito, non è che non ho la cornucopia, ecco, nel senso che non ce l'ho, sarebbe sbagliato, e naturalmente chi subentra in un'attività imprenditoriale poi non è che si mette i soldi in tasca, questi soldi sono condizionati a presentare piani industriali, perché sono i soldi dei cittadini, non è che sono. Quindi un primo pacchetto è questo bando che è in corso fino a un massimo, se si rispettano certe condizioni, di contributo di 350.000 euro, che comunque non è poca cosa. Un'altra ancora che stiamo predisponendo proprio in questi giorni è prevedere un contributo massimo fino a 900.000 euro e si può sommare ai 350.000, e un altro riguarda il bando nazionale che possiamo dare mano come regione perché sia presentata domanda e che prevede anche cose anche un po' più sostanziose. Io ero venuto, oltre che insomma, a dire quello che si prova a fare, la vicenda è stata seguita dal mio collaboratore Simoncini, che ha rapporti anche con lei, insomma, hanno avuto incontro altro. Noi possiamo provare ora in settimana prossima a rifare il punto di questo pacchetto anche con
il nostro dirigente dell'agricoltura e poi il commissario valuterà come fare e come utilizzarla meglio. Questo è quanto, oltre insomma, per quello che può valere apprezzare il vostro impegno, la vostra battaglia, noi faremo di tutto per starvi vicini senza fare promesse che poi se non possiamo mantenere è peggio, no? Bisogna andare con i passi giusti. Questo pacchetto ci auguriamo che possa dare uno spirito e servire da incentivo. Possiamo valutare anche qualcosa in più come Regione Toscana, ma insomma sull'ultimo chilometro, ecco, diciamo, potremmo fare una valutazione a fronte anche della presentazione di un piano industriale che non sta a me valutare perché io non faccio questo di mestiere, che chi lo valuta sia un piano industriale robusto. Oggi so che è una brutta giornata per voi, quando le giornate sono belle, venire per i giorni belli è facile. Io se mi posso permettere, si permetta, direi che comunque è un'emergenza iniziata circa un anno fa e oggi siamo arrivati al culmine di questa emergenza, per cui i lavoratori che non hanno nessuna responsabilità di quello che è successo dentro all'azienda qualche anno fa, oggi comunque hanno dato un ulteriore segnale di disponibilità e di sacrificio in collaborazione con il curatore, per cui accettare un contratto ovviamente per il nostro futuro a 4 ore e mezza capisce in che difficoltà va un sistema, vanno le famiglie e vanno i lavoratori. Per cui se c'è possibilità, ovviamente rispettando le regole, tutto quello che c'è, di sopportare questo sacrificio, ecco. Il problema vostro è anche che il vostro contratto non prevede, insomma, facciamo gli scongiuri e speriamo di uscirne bene. Il problema vostro è che è anche un contratto che non prevede nulla, insomma, ma non la valutiamo. Io comunque ero iniziato da lì, insomma, l'azienda vive grazie a voi e questo è una cosa grossa, importante, una dimostrazione seria della vostra responsabilità. Speriamo che questi bandi che ha detto si incentivino almeno qualcuno. Il problema è trovare un imprenditore, come dicevo subito, trovare qualcuno che anche incentivato, ancora maggiore, che sia una persona seria. per rendere appetibile l'azienda. Qualche volta ci è anche capitato di, sulla base di voler fare, di stare dietro anche perché fosse solo per di tempo, non di peggio, diciamo per di peggio. Perché noi crediamo nella possibilità e nel futuro e nelle potenzialità di questa azienda. Abbiamo bisogno di un imprenditore, di un piano industriale, non è che chiediamo supporti, campate in aria, basta. Gli imprenditori che investono, che si sacrificano, perché insomma non lo so se ci sono sempre, ma quelli io li considero amici e fratelli nostri, perché c'è anche gente che a volte ipoteca la casa per tenere fede ad un impegno verso il lavoro. Altri, non tutti, fanno così, chiudono l'azienda, si mettono soldi in banca e nei fondi di investimento. Questi non sono amici. Ecco, bisognerebbe trovare un imprenditore serio che fa il suo mestiere e noi siamo disposti a aiutarlo. Credo che siete in ottime mani per tutto quello che mi è stato detto. Diciamo questo, io non conoscevo Floremiata, non conoscevo i dipendenti fino a quando non mi sono trovato a lavorare al loro fianco, perché poi io ho lavorato per mandare avanti l'azienda, prima dovevano essere 3 mesi, poi sono diventati 6, ora sono 9, con grosse difficoltà finanziarie, che è un fallimento. Certo. Quindi un fallimento vuol dire un'azienda ma lei già il fatto di non averla chiusa, me lo faccia ripetere, grazie anche ai lavoratori insieme, è già la base per guardare al futuro, perché si deve, se chiudi e sei finito. Se si chiude è finito, se si chiude un'azienda come Floremiata che non può, per il lavoro che fa, l'attività che svolge, chiudere 24 ore perché sennò tutto il suo lavoro viene perso, quelli vanno a domandare da un'altra parte, si brucia, fatti il pacchetto clienti. Quindi io ho riscontrato una grande professionalità, un grande attaccamento e oggi lo stanno dimostrando tutti e gliene ho già dato e colgo l'occasione per dargliene merito tuttora. Purtroppo la situazione è difficile perché se è difficile trovare un imprenditore o chi aiuta un'azienda per ripartire, un'azienda che è ferma perché
ovviamente in questo momento dove c'è una situazione finanziaria molto tirata, però io vi ho detto, farò di tutto per mandarla avanti, per risolvere tutti i problemi che si possono trovare e sperare nel frattempo che qualche persona abbia coraggio di fare quello che non è una scommessa. Per me è una certezza investire in Floriana, però ovviamente ci vuole coraggio perché non è un piccolo boccone, è un'azienda importante.